Allora, com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Novità da Amy. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta ti fa anche la tintarella a prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato, ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da Amy, l'acconciatura con la giusta abbronzatura. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 a Lanusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Buonasera radioascoltatori, buonasera radioascoltatrici e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento dello speciale Elezioni di Nero su Bianco. Questa sera siamo qui per presentare la lista che vede Marcello Ladu come candidato sindaco, cappeggia la lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatax. Grazie mille per la disponibilità, grazie per essere qui con noi. Ma grazie a voi, grazie alla redazione e all'editore che ci ha dato questa bellissima possibilità di diffondere il nostro messaggio e di presentarci ulteriormente a tutti gli elettori. Con lui sono in studio i suoi candidati a consigliere comunale. Inizio subito a salutare i primi tre ospiti. Luigi Cardia, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti quanti. Irene Murru, grazie. Grazie, buonasera. Fabrizio Naruma. Grazie, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare questa nostra chiacchierata, che verterà ovviamente sulla presentazione dei candidati, ma anche sulla presentazione del programma della lista di Marcello Ladu, vorrei darvi come al solito delle informazioni di servizio e quindi parto subito con le nostre frequenze.
che sono FM 102-104 per l'Ogliastra, 100.5 Tertenia, 92 Sarrabus. Abbiamo inoltre un canale DAB che copre Cagliari e il Cagliaritano, il canale è il 10C. Allora, noi, come voi ben sapete, abbiamo deciso di offrire al nostro pubblico la possibilità di conoscere sia i candidati che stasera metteranno letteralmente la faccia durante questa nostra trasmissione, ma anche e soprattutto il programma. Io inizierei però subito con il nostro candidato sindaco. Il nostro significa, io utilizzo sempre questa locuzione per dire che il nostro è proprio una come dire, perché tutti i candidati sono un'espressione della nostra comunità, per cui il nostro sta a significare proprio questa sottolineatura. Iniziamo subito col nostro ospite. Prego Marcello Ladu, chi sei, cosa fai, perché hai deciso di affrontare l'agone politico candidandoti a sindaco? Sì, grazie Giusy per questa presentazione e per la disponibilità. Io mi chiamo Marcello Ladu, faccio il docente nella scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso il liceo Businco di Ierzo. Mi occupo anche di locazioni turistiche, a livello familiare abbiamo diverse disponibilità di appartamenti e affittacamere, quindi sono anche un operatore turistico extra alberghiero. Per quanto riguarda la partecipazione politica, io non sono nuovo a questo sistema, praticamente è un percorso che fa parte di tutta la mia vita. Ho iniziato da ragazzino, sin dalla prima età, appena sono stato maggiorenne, ho subito iniziato a essere coinvolto all'interno dei partiti politici che prima probabilmente avevano un ruolo molto più importante all'interno dell'organizzazione cittadina e via via ci sono state delle sfaccettature. Da quel momento non mi sono mai più staccato. Ho fatto l'amministratore in diverse occasioni, ho avuto anche la fortuna di entrare nell'esecutivo, di ricoprire diversi incarichi importanti di rilievo e non da ultimo ho fatto parte del gruppo consigliare della scorsa amministrazione nell'opposizione cittadina. Assieme... Fermo un attimino perché vorrei che tu dicessi ai nostri radioascoltatori una cosa molto importante. Sì. Tu sei comunque un esponente di un partito politico in questo momento. Sì. Io ho una militanza politica all'interno del glorioso Partito Sardo d'Azione che rappresento in questo momento nella cittadina. Abbiamo iniziato il nostro percorso di formazione della lista civica partendo dal nostro gruppo storico di opposizione che è rappresentato qui dalla collega Irene Murru e successivamente verrà rappresentato anche il collega Vincenzo Gnedu. Loro mi hanno affiancato in questo percorso, siamo il nucleo primario dal quale si è partiti per poi via via a fare un'aggregazione su tutta un'altra serie di personalità della società civile e di altri partiti politici che si sono aggregati connotando la lista con i partiti inizialmente del centrodestra e poi allargando anche il perimetro oltre la coalizione del centrodestra statica. Quali caratteristiche ha questa linea, questa lista che si prepara al giudizio delle urne del 28 e il 29 maggio prossimo? Ma la caratteristica fondamentale del gruppo che abbiamo con molto orgoglio, mi onoro di rappresentare, abbiamo messo assieme, del quale sono molto soddisfatto, è un mix eterogeneo di giovani che si stanno mettendo a disposizione della propria comunità, affiancato a persone di esperienza. Abbiamo con competenze importanti. Abbiamo l'età media più giovane di tutte le altre liste presentate. Abbiamo un ragazzo che è del 94, Maurizio Lorrai, un imprenditore insediato in area industriale. Abbiamo due del 92, Michele Fanni e Filippo Giacobbe, entrambi dei professionisti con una laurea al seguito e che ricoprono dei ruoli molto importanti e gestiscono anche imprese con fatturati e risorse umane di rilievo e hanno un ruolo importante all'interno della società. Poi abbiamo un Fabrizio Naruma che è dell'83, Rita Cocco e Pietro Muccelli dell'88 e poi tutti al di sotto dei 40 anni, insomma, per poi salire con persone più di comprovata esperienza che hanno già avuto anche ruoli in passato. Quindi abbiamo raggiunto un mix di competenze, professionalità e rappresentatività della fascia sociale tortoliese che non è uguale a mio punto. Perfetto, io a questo punto passerei subito alla presentazione dei nostri candidati. Inizierei con l'avvocato Luigi Cardia, prego. Come hai detto tu, io svolgo la professione forense, ho studio legale in Tortolì, sono anche vicepresidente del Consiglio degli Ordini degli Avvocati. Io sono un militante iscritto del Partito di Fratelli d'Italia che ha deciso in questa tornata elettorale di sostenere
e la candidatura di Marcello Ladu sindaco. Ho sempre fatto politica da ragazzo, è sempre stata una grande passione, anche se questa è la mia prima esperienza in amministrazione. Quindi posso dire che questa scelta è sicuramente dettata e figlia della mia passione politica. E poi, come dice il nostro slogan, affida la città a chi la vive, io la vivo quotidianamente, quindi conosco un po' quelle che sono le criticità della nostra città e vorrei mettere la mia competenza per cercare di trovare delle soluzioni, ecco. Sulla base di quanto è stato riportato dalla stampa locale, mi pare di capire che tu sei impredicato, se la lista dovesse vincere, sei impredicato di diventare il vice sindaco. In questo momento pensiamo proprio a vincere le elezioni, poi le altre cose si vedranno dopo. Ci sono stati degli accordi di segreteria, ma non li ho seguiti personalmente perché, ripeto, segretaria è la candidata Stefania Vargiu, io sono un iscritto che si è messo a disposizione prima nei confronti del partito e poi nei confronti della coalizione farò la mia parte. Quindi sino a questo momento sono indiscrezioni e tali rimarranno fino al momento dello spoglio. Grazie, grazie. Prego. Luigi. Io passerei con la prima signora Irene Murru. Grazie, di nuovo buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono Irene Murru, ho 46 anni e per metà della mia vita ho lavorato presso la cooperativa Pescatori Tortolì insieme ai miei, cari colleghi soci, occupandomi del settore della ristorazione. Poi per una scelta personale ho deciso di abbandonare il mondo del lavoro per potermi dedicare con più attenzione all'educazione e alla crescita dei miei 3 figli, per poter sostenere e aiutare mio marito e per poter trascorrere un pochino più di tempo con le persone fragili della nostra famiglia. Però nel 2019 ho fatto la mia prima esperienza politica con Marcello e Vincenzo, un'esperienza bellissima che mi ha fatto crescere e maturare sotto molti punti di vista, dove ho potuto conoscere e capire meglio le problematiche presenti nella nostra cittadina. Ed è proprio per questo motivo che ho deciso di continuare il lavoro iniziato con Marcello e con Vincenzo, proprio per mettermi in prima linea dedicando la mia piccola esperienza amministrativa e la mia grande voglia di fare per poter riuscire e provare a cambiare quelle che sono poi le sorti della nostra città. Che idea ti sei fatta? Che visione hai di Tortolì in questo momento? Allora, io immagino una Tortolì più curata, immagino un paese più aperto per il prossimo. Come vedi, nel nostro programma abbiamo trattato tanti argomenti, tutti importanti, non ce n'è uno che sia più o meno importante dell'altro. Le tematiche abbracciano tutte quelle che possono essere le cose dirette del nostro paese e dunque significa che non potevamo non parlare del decoro urbano, non si poteva non parlare dei collegamenti della periferia con il centro urbano. Non potevamo non parlare del turismo, non potevamo parlare dei bambini, dei giovani, degli anziani, insomma, diciamo è un programma ad ampio spettro dove prende tutto. Io sono convinta che il nostro gruppo ha delle grandi capacità e delle grandi competenze. È la cosa più grande, è la gran voglia, è il gran desiderio che ci accomuna. Speriamo che ci possa essere data la possibilità di poter dimostrare questo nostro desiderio. Mi auguro veramente che ci possano essere già da subito dei piccoli cambiamenti, però sappiamo benissimo che la bacchetta magica non l'abbiamo, ok? Ci vorrà un po' di tempo. Comunque Tortolì è una realtà complessa. È molto complessa, molto. Anche avere gli strumenti per decodificare quello che succede richiede ci vuole studio il tempo e impegno. Sì. Fabrizio Naruma. Buonasera a tutti, grazie per averci ospitato, per averci dato l'opportunità di farci conoscere personalmente da tutti gli elettori. Sono Fabrizio Naruma, 40 anni, sono un imprenditore, gestisco un bar al centro di Tortolì, tra l'altro sono genitore di 2 splendidi bambini.
Così come gli altri componenti della lista, anch'io vivo tutti i giorni da 40 anni la mia cittadina, conosco le criticità, penso almeno di conoscere le criticità, mi voglio mettere in gioco proprio perché all'interno di una lista così dinamica, competente, energica, soprattutto che sprizza della positività nell'affrontare qualsiasi criticità, perché fondamentalmente, come ha detto il nostro candidato sindaco, nella nostra lista figurano tanti imprenditori. Noi abbiamo a che fare tutti i giorni con delle problematiche a cui dobbiamo trovare anche spesso e volentieri delle soluzioni molto rapide, se no l'azienda si ferma. Ecco, in cuor mio sento veramente un carico forte di responsabilità e il dovere in assoluto di rispondere a quello che sarà la richiesta del mio elettorato nella risoluzione o quantomeno nell'impegno profondo, sincero e leale di affrontare con il massimo dell'energia questa dedizione proprio che dimostra il fatto che questa è una terza candidatura. Oggi lo faccio in maniera molto più consapevole, con un senso immagino. di consapevolezza maggiore, con un senso di responsabilità maggiore, convintissimo del gruppo in cui mi sono schierato, perché ripeto, leggo una squadra molto forte, molto coesa, molto energica, abbiamo lo sprint secondo me per affrontare davvero e dare probabilmente una scossa a quello che è, secondo me, nella percezione di un imprenditore, penso che qua si accumuli il pensiero un po' di tutti, e la consapevolezza di avere un potenziale inespresso. Se fossi un pilota di Formula 1 ti avrei detto abbiamo una Ferrari parcheggiata, in alcuni casi una Ferrari con le ruote bucate. Come metafora non è male. Io prima di dare la parola al candidato sindaco vi chiederei, vi faccio un'unica domanda, che è questa, poi iniziamo con Luigi, Irene e Fabrizio. Qualora la vostra lista dovesse vincere, di che cosa vi piacerebbe occuparvi? Luigi? Sì, io sono a disposizione del sindaco qualora volesse affidarmi qualsiasi tipo di incarico. Certo che anche per le mie esperienze giovanili ho sempre stato vicino a movimenti legati al verde, come Fare Verde, associazione giovanile di cui ho fatto parte. Quindi mi piacerebbe l'ambiente, sicuramente, dove ci sono tante cose da fare, cominciare dal decoro urbano, dalla tutela delle nostre spiagge, speriamo, se riusciamo, a portare un insegnamento fisso di Forestas a Tortolì. La settimana scorsa era presente l'assessore regionale di Fratelli d'Italia qui a Tortolì, ci ha incoraggiato e speriamo, vincendo le elezioni, di poter con lui portare avanti questa vertenza. Irene? Allora, personalmente non ne abbiamo parlato, nel senso che è un po' anche per scaramanzia, diciamo. Io però ti posso dire che forse io mi posso sentire un po' più vicino alle parti sociali, nel senso che mi stanno a cuore i bambini, gli anziani, i giovani, tutto quello che riguarda diciamo quello che li circonda. A sentimento è una cosa che sento proprio forse un pochino più di appartenenza, però disponibile per mettersi alla prova per tutto, ecco, poi in base a quello che sarà. Fabrizio? Anche io, se dovessi, diciamo, mettermi proprio in gioco su qualcosa in particolare, probabilmente direi che vorrei essere un ponte di collegamento che è sempre mancato tra l'amministrazione comunale di Tortolì e diciamo le attività commerciali. Probabilmente essere quel filo conduttore. Riconosco di aver avuto tanto probabilmente coraggio anche proprio in termini di proprio nell'impegnarmi in questa candidatura, ma credo che sia veramente necessario che ci sia un filo diretto tra l'amministrazione e chi è un esercente di attività commerciali o comunque che è un imprenditore all'interno della categoria. Chiarissimo. Allora, Marcello, passiamo un attimino al programma e a illustrare quelli che sono i punti salienti del vostro programma. Iniziamo dal turismo. Tu che idea ti sei fatto? Cosa bisognerebbe fare per far decollare il turismo a Tortolì Arbatax? Ma sicuramente il turismo è il primo tema che abbiamo citato nel nostro programma elettorale, che invito gli elettori a scaricarsi dal codice QR o andare nella sede che abbiamo aperto presso Corso Umberto
che sarà disponibile da domani dalle 16:30 alle 19:30 ogni giorno con del personale impiegato per dare illustrazioni e materiale sul programma elettorale e quant'altro. Il turismo è il settore primario che è interconnesso all'ambiente, alla riqualificazione urbanistica, ai trasporti, alle infrastrutture. Sarà il volano dell'economia turistica e dell'economia locale di Tortolì. Tutte le attività produttive, a mio avviso, passeranno dal volano del turismo. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di fare delle scelte importanti, completamente nuove, e dobbiamo avere un collegamento importante con gli operatori turistici, perché attualmente gli unici che stanno promuovendo la nostra destinazione sono gli operatori turistici, che mettono parte delle loro risorse importanti andando in giro a fare promozione in Italia e in Europa e non sono supportati da nessuno. Anche con la mancanza della provincia, che storicamente aveva il ruolo di promozione del turismo in Ogliastra, è venuta a mancare un altro fondamentale tassello di sviluppo. Ma quali sono secondo te i punti qualificanti di questa azione? Ma noi dovremmo innanzitutto mettere in sinergia una riqualificazione urbana e decorosa del territorio comunale. È notizia anche di oggi che una nostra concittadina purtroppo ha avuto un grave incidente lungo la passerella del litorale di Orri. Non è l'unica. Queste cose non devono più avvenire per inerzia o per mancanza di segnalazioni da parte di chi di dovere. Quindi sicuramente l'arredo urbano, come diceva prima Luigi, il verde pubblico ha una funzione molto importante. La viabilità. Noi vediamo il carico antropico che ci portano i nostri graditissimi turisti durante l'estate, congestionano tutta la viabilità a partire da metà giugno fino a settembre inoltrato. Quindi dobbiamo mettere in mano alla viabilità, al verde pubblico, alla riqualificazione dei marciapiedi, delle strade e delle opere pubbliche. Detto questo, servono poi dei servizi molto migliorativi, perché noi abbiamo bisogno di erogare servizi soprattutto ai cittadini che vengono anche da fuori, dalla Sardegna e dall'Italia, perché abbiamo bisogno di erogare un servizio di alta qualità, con punti informativi come abbiamo previsto nel nostro programma, con ragazzi che parlano le lingue straniere e possano fare un servizio di cornage, di accoglienza, di ricettività a livello alto, dando informazioni di primo livello proprio. E qui io ti fermo perché è arrivato velocemente il primo blocco pubblicitario e io do la parola alla regia per pochi minuti di pubblicità. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. Emi, cos'ha da dire sul capitolo Emi? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Emi perché è Emi. Novità da Emi. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta
ti fa anche la tintarella. A prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato. Ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da EMI, l'acconciatura con la giusta abbronzatura. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 alla Nusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Siamo di nuovo in onda, qui in diretta dal nostro studio di Radio Stella per parlare di elezioni comunali. Prima stavamo affrontando col candidato sindaco Marcello Ladu, che capeggia la lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatax di Turismo. Prima di dare la parola ai tre candidati che si sono avvicendati, Fausto Magia, grazie, Stefania Vargiu, grazie anche a te, Michele Fanni, grazie per la vostra disponibilità, vorrei soffermarmi un attimino su un altro dei punti salienti del vostro programma, che ad onore del vero sono tre, e quindi sto parlando del sociale, della cultura e dello sport. Anche qui ci spieghi qual è la vostra visione rispetto a questi tre campi d'azione? Ma sicuramente il sociale è una delle prerogative più importanti che riguarda l'amministrazione comunale, dove c'è il contatto diretto con i cittadini e con le fasce più deboli soprattutto della nostra società. Iniziamo dai bambini. Vi ricordo che a Tortolì, nella scuola dell'infanzia, praticamente parliamo di 0-3 anni, non c'è più la possibilità di portare i bambini all'asilo nido. Ci sono circa diverse decine di unità di bambini che non hanno questa possibilità. Quindi stiamo obbligando queste madri di famiglia a scegliere se guardare i loro bambini o andare a lavorare. È una cosa che non deve più accadere in futuro, questa. Veramente una cosa che abbiamo messo subito nel nostro programma da dover risolvere questa qui. Si parla sempre di emancipazione femminile e noi qui stiamo obbligando delle madri di famiglia a scegliere tra stare col bambino a casa oppure perdere il posto di lavoro. Quindi questa è una cosa da vedere subito e affrontare immediatamente. Poi per quanto riguarda il sociale, io immagino un comune più inclusivo, dove nessuno deve essere lasciato indietro. Un comune più inclusivo, più accogliente, dove soprattutto anche le fasce anziane della popolazione, dove hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici attuali e devono essere accolti e indirizzati nel miglior modo possibile per poter affrontare le esigenze a cui la vita e il destino li impone, e soprattutto cogliere le opportunità e gli strumenti finanziari che il legislatore ci mette a disposizione. Socializzazione degli anziani, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Avete pensato ad uno strumento specifico, non lo so, un centro di aggregazione sociale, delle iniziative mirate? Ma sicuramente le iniziative sono tante. Una su tutte che mi sta molto a cuore è il ripristino immediato dei cosiddetti nonni vigili, perché era un servizio che rendeva partecipi questi anziani durante la fase scolastica è l'arrivo e l'uscita a scuola dei bambini, e poi teneva impegnati soprattutto tanti anziani che altrimenti non saprebbero cosa fare. E contestualmente aiuta il servizio della polizia locale a impegnarsi su altri servizi, alleggerendoli non da poco su questo aspetto. Cultura. Cultura, guardi, sulla scuola abbiamo veramente tanto da fare. Chiaramente il comune si occupa della scuola d'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Le scuole secondarie di secondo grado fanno capo alla provincia. Noi dovremo ampliare il perimetro dei corsi e interconnetterci anche perché abbiamo un elevato numero di ragazzi che abbandonano la scuola, gli studi. Sì. Quindi dobbiamo cercare di recuperare questi ragazzi anche attraverso corsi di formazione professionale, perché è importantissimo che i ragazzi non perdano tempo. Benissimo cercare di mandarli a scuola fino ai 16 anni, che è l'obbligo formativo, è l'età minima prevista dal legislatore nazionale, però noi dobbiamo trovare anche un percorso alternativo. Se qualcuno per svariati motivi non riesce ad andare avanti con la scuola, dobbiamo cercare di insegnare un mestiere a questi ragazzi e farli inserire nel mondo del lavoro. Sport?
Ma sullo sport c'è molto da fare. Ultimamente le associazioni si sono sentite tradite e abbandonate dall'amministrazione. Probabilmente io sono stato l'ultimo assessore allo sport nel 2013 che ha seguito direttamente le società sportive, facendo dei bandi adeguati e sostenendole in ogni tipo di settore. Abbiamo degli impianti sportivi inadeguati, obsoleti, e oltre che riqualificando questi impianti dovremmo anche pensare a un sistema di gestione dove responsabilizzeremo di più le società sostenendole sulla gestione e sul confronti anche di energetiche rinnovabili per abbattere i costi di gestione. Qui ti fermo perché io do la parola ai nostri candidati, due di loro sono dei veterani, perché questa è la parola giusta per definirvi. Inizierei subito con Fausto Magia. Prego Fausto. Salve, buonasera a tutti. Sono Fausto Magia, 57 anni, di professione faccio il commerciante di Tortolì. Chi mi conosce sa che la mia passione è la politica. Me ne sono occupato per tanti anni, mi sto riproponendo con rinnovato entusiasmo. Ho accettato l'invito del nostro candidato sindaco Marcello Ladu per la lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatax. Credo e penso di poter dare il mio contributo in termini di esperienza e di conoscenza amministrativa. C'è qualcosa, scusami, ho visto che hai avuto un attimo di tentennamento, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? No, va bene così per il momento. Stefania Vargiu. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione di approfondimento. Grazie, ma insomma, giusto e doveroso. Diciamo che la facciamo assieme questa trasmissione. Certo. Sono Stefania Vargiu, sono tra le più anziane del gruppo, ahimè. Non si chiede mai l'età alla signora. 59 anni, no, non ho problemi. Io non te la volevo chiedere, però mi fai di capire che forse sei, come dire, la... Sì, tra le più anziane, diciamo così. La veterana, appunto. La veterana, per cui però mi fa piacere, come dire, lavorare con questi ragazzi, fare gruppo con questi ragazzi, perché veramente li ho trovati meravigliosi tutti quanti, per cui penso che per me sarà una bellissima esperienza. Mi occupo da circa 35 anni di assicurazioni, sono agente assicurativo. Politicamente sono 10 anni che mi occupo di politica attiva. Faccio parte dei Fratelli d'Italia, sono stata coordinatrice regionale, ho fatto parte del coordinamento regionale, coordinatrice provinciale e attualmente sono coordinatrice cittadina. Sono contenta di aver trovato, come dire, una coalizione di centrodestra per raggiungere quelli che erano i nostri obiettivi come dire, di amministrazione della mia città. Amministrare sicuramente non è una cosa semplice. Certo, tra l'altro sei già passata. Per cui sono stata assessore con la prima amministrazione Cannas e consigliere di maggioranza nella seconda amministrazione. La politica, secondo me, è un servizio che si rende alla propria comunità, è fatta soprattutto di ascolto, è fatta di, me lo sono scritto perché di rilevare esigenze e trovare soluzioni. Infatti la mia domanda successiva sarebbe stata: di cosa ha bisogno Tortolì? Tortolì ha bisogno di tante cose, perché in effetti ha un potenziale che è enorme in tutti i settori, per cui Marcello ne ha già parlato. Noi possiamo puntare sul nostro turismo, sulle nostre attività produttive, sul commercio, perché Tortolì è come dire, il centro più importante dell'Ogliastra anche dal punto di vista commerciale, il terziario, tutti gli uffici, tanti uffici li troviamo a Tortolì, per cui però io penso e vorrei che Tortolì crescesse non solo dal punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista immateriale. Immateriale perché c'è da fare tanto con la cultura, bisogna aiutare i giovani nella loro crescita, perché oggi abbiamo problematiche sociali importanti con i giovani ed è giusto che si trovino tutte quelle soluzioni per poter affiancare. Io tra l'altro lavorare con le istituzioni, con la famiglia prima di tutto, la scuola
aprire sempre un dialogo aperto, costruttivo, e poi io che sono donna di chiesa, secondo me in questo momento l'istituzione chiesa sta facendo tanto per Tortolì, per cui è giusto. Quindi auspichi un sì, raccordo una forte collaborazione con la chiesa anche dal punto di vista formativo dei giovani, ecco. Diciamo che la Chiesa ultimamente è molto attiva in tutta l'Ogliastra. Alcune recenti iniziative Sì, ma è proprio questo progetto di formazione e di crescita volute dal Vescovo, sì, in qualche maniera vanno in quel solco, certo, collaborazione e apertura al territorio. Certo. Tu prima parlavi dei giovani e mi dai l'assist per chiamare in causa uno dei più giovani candidati della lista, Michele Fanni, che fra l'altro abbiamo già avuto ospite qui nei nostri studi per parlare della serata, dello spettacolo del Capodanno tortoliese. Sì. Michele, buonasera presentati. Giuse, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono Michele Fanni, ho 30 anni, una laurea in economia e di professione faccio l'imprenditore. Ho un locale nella baia di Porto Frailis e appunto ho organizzato il Capodanno a Tortolì. L'edizione 2020 e l'ultima edizione è quella del 2023. Non ci siamo più visti, com'è andata? Perché È andata benissimo, è un evento che ha dato tanto valore e visibilità a Tortolì, essendo appunto questo evento stato trasmesso in diretta regionale. Ma pensi che iniziative di questo genere possano risollevare le sorti economiche della nostra cittadina? Assolutamente sì, gli eventi in bassa stagione risollevano e incrementano l'afflusso di turisti in quel periodo. E tu cosa faresti? Cosa faresti a proposito di serate, di eventi, di spettacolo? Hai qualche idea? Beh, adesso ho organizzato il Capodanno e continuerò a fare quello. Quindi ci fermiamo così, ma non solo, adesso poi abbiamo l'impegno notevole della campagna elettorale, per cui insomma magari è meglio anche concentrarsi su quello. Prima di ridare la parola al candidato Ladu, vi rivolgo la domanda che ho rivolto agli altri candidati: di cosa vorreste occuparvi? Fausto, tu sei stato, se non sbaglio, non vorrei dire una fesseria, sei stato assessore al bilancio. Sì, sono stato, oltre che Presidente del Consiglio, assessore al bilancio e assessore ai lavori pubblici. Prima hai chiesto alla mia collega Stefania cosa chiedi per Tortolì, cosa faresti per Tortolì, cosa serve a Tortolì. Io dico innanzitutto che a Tortolì serve coesione. Con la coesione si possono fare passi importanti. Cito soltanto un argomento a cui ci tengo tantissimo. Nel mio mandato amministrativo 2014-2019 sono stati consegnati una cinquantina di alloggi popolari. Ricordiamoci chi era il sindaco, scusami. E il sindaco era allora il signor Massimo Canas. Peraltro un progetto iniziato anche dalle precedenti amministrazioni. Ecco. Nella prossima amministrazione, se il risultato dovesse essere favorevole al nostro gruppo, una cosa di cui vorrei occuparmi è quello di reperire appunto fondi per poter costruire nuovi alloggi popolari, perché c'è un'esigenza abitativa a Tortolì importante. Come ha detto prima il nostro candidato sindaco, non possiamo lasciare indietro nessuno. Chi ha più bisogno va aiutato. Quindi ti occuperesti di politica abitativa, questo ti piacerebbe fare? No, è una cosa a cui ci tengo tanto, poi se dovevo occuparmi sarei ben felice. Perfetto, ti ringrazio. Stefania, la stessa domanda la rivolgo a te. Sì, a me piacerebbe occuparmi, avere le deleghe che in effetti ho avuto anche l'altra volta. Io mi occupavo di associazioni di volontariato, mi occupavo di istruzione, mi sono occupata di archeologico, affari generali, cioè una serie di deleghe con cui spaziavo un po', per cui non mi dispiacerebbe rioccuparmi di queste cose. Un'altra cosa che mi piacerebbe tanto fare è quella di occuparmi del bilancio. Ah, ecco, perfetto, anche perché adesso bisogna vedere come saranno le casse del comune. Io non ho... Sono una ragioniera, per cui mi piacciono i conti. Io non ho motivo per... non ho gli atti, non conosco gli atti, non so come se le casse del bilancio
piangono o ridono, ma immagino sarà una sorpresa anche per voi. Michele, tu invece che contributo vorresti dare a questo paese? Essendo nel nostro programma la restituzione dell'assessorato al turismo, mi piacerebbe collaborare e essere partecipe appunto in questo assessorato. Ti ringrazio. Siamo arrivati al nostro programma, al programma della nostra lista, la lista che stiamo presentando questa sera. C'è un aspetto molto importante perché noi qua in studio, noi di Nero su Bianco ce ne siamo occupati diverse volte, abbiamo dedicato ben due puntate a questo argomento di scottante e oserei dire drammatica attualità, perché purtroppo la sanità in Ogliastra non gode di buona salute, passatemi il gioco di parole. Voi nel vostro programma avete sottolineato due aspetti. Uno è quello appunto legato alla sanità e al ruolo che Tortolì dovrebbe avere su questo fronte, ma un altro aspetto è quello del plus. Marcello Ladu, a te la parola, spiegaci un attimino innanzitutto che cosa è il plus, che cosa si intende per il plus e soprattutto quale potrebbe essere l'apporto dell'amministrazione comunale di Tortolì su questo versante. Allora, il plus non è nient'altro che l'acronimo di Piano Unitario Locale Servizi alla Persona. Il Plus è un servizio che attualmente vede come capofila il Comune di Tortolì e va a stretto contatto col servizio sociale del Comune di Tortolì. Fanno parte del Plus tutti e 22 i comuni dell'Ogliastra più il Comune di Seui che fa parte attualmente del Sud Sardegna. Il Plus attualmente ha una dotazione finanziaria di circa 4 milioni di euro. Si occupa di tutti quei servizi di assistenza domiciliare alla persona e quant'altro che sono legati strettamente collegati sia alla sanità che ai servizi sociali. Ma perché lo ritenete così importante tanto da averlo iscritto nel vostro programma? Vede, come vi ho detto prima, è nostra intenzione dare un servizio sempre più qualificato alle persone che stanno in difficoltà e che non hanno nessuno, perché abbiamo la società italiana, sarda e tortoliese sta profondamente cambiando. Ci troviamo di fronte a famiglie composte da un'unica persona, profondamente isolate anche da diversi contesti sociali, cose che erano impensabili fino a molto tempo fa, e quindi abbiamo bisogno di un servizio sempre più efficiente che accompagni i cittadini a finire a andare avanti nel loro percorso di vita con dignità e con persone che provvedono anche ai servizi minimi necessari. Quindi il plus, come le dicevo prima, però purtroppo la criticità del plus qual è? Non ha attualmente una personalità giuridica il plus, quindi tutta la pianta organica, tutta la dotazione finanziaria incide principalmente sul Comune di Tortolì. Quindi noi ci attiveremo affinché il plus abbia una personalità giuridica e vada a scorporare tutte le incombenze che attualmente sono a carico del Comune di Tortolì, perché questo è un onere guidarlo, ma è un onore ma è anche un onere. Bisogna mettere d'accordo altri 21, anzi altri 22 no, qui penso sindaci. Che bisogna, perché non credo che sia un problema solo di Tortolì, credo che sia un problema condivisa, quindi questa penso che sia un problema di tutti i plus della Sardegna, quindi qui bisogna fare una pressione politica sul legislatore sardo affinché intervenga per dotare i plus di personalità giuridica. Passiamo alla sanità. Allora, guardie mediche che mancano, alla stessa maniera mancano i medici di base. L'ospedale purtroppo sta affrontando un periodo non proprio roseo, con reparti che chiudono e che soprattutto non vengono riaperti, non si può più partorire perché il punto nascita è chiuso, la cardiologia funziona a singhiozzo, anzi è chiusa pure quella, il pronto soccorso è in crisi. Come può incidere il Comune di Tortolì riguardo a questa problematica che colpisce non solo i tortogliesi ovviamente, ma tutta l'Ogliastra? Allora, partiamo da una situazione generale. Allora, il sistema sanitario italiano è profondamente scosso. Il sistema di reclutamento del personale medico ha fallito. Questi numeri chiusi hanno paralizzato e impedito la possibilità della formazione di nuovo personale medico. Detto questo si ripercuote anche sulle guardie mediche, perché il direttore del distretto sanitario di Tortolì ha difficoltà a reperire personale medico per coprire i turni della guardia medica di Tortolì. Quindi attualmente abbiamo circa 12-13 guardie mediche in Ogliastra. È chiaro che questo numero
non possiamo... Sono 11 punti guardia, se non sbaglio. 11 o 12, non mi ricordo. 11 punti guardia, sì. Non possiamo più, evidentemente, visto la mancanza di personale medico, non possiamo più permetterci di avere 11-12 guardie mediche aperte, quindi dovremo allargare il bacino di ogni guardia medica, garantirne l'apertura e l'efficienza, magari individuando 5-6 guardie mediche dove possono abbracciare un perimetro appena più ampio di persone, di popolazione coinvolta, però garantendo l'efficienza del servizio, perché non è possibile anche durante l'estate che il comune di Tortolì la guardia medica era chiusa per 20-25 giorni, non è più tollerabile questa situazione. Scusami, quindi tu mi stai parlando di una sorta di rimodulazione dei punti guardia che coprano territori più ampi? Penso che questo sarà uno dei primi problemi da affrontare all'interno dell'assemblea dei sindaci del distretto sociosanitario di Tortolì. Anche perché questa proposta, se non ricordo male, era già stata fatta, ma aveva incontrato la strenua opposizione di alcuni sindaci, in particolar modo di quelli più periferici. Ospedale invece? Cosa dobbiamo fare per l'ospedale di Lanusei? L'ospedale purtroppo è un bollettino da guerra, assistiamo ogni giorno a chiusure di reparti e problemi di ogni sorta, quindi ci auguriamo e faremo pressione politica affinché l'ospedale venga mantenuto in piedi, venga mantenuto operativo in tutti i suoi settori, garantendo al contempo però la sicurezza ai cittadini che dovessero andare lì a chiedere delle prestazioni sanitarie, che vengano effettuate prestazioni all'altezza della situazione, perché se abbiamo dei reparti aperti e poi non sono coperti da personale medico adeguato, il problema poi si ripercuote sempre sull'ultimo cittadino. Lì bisogna fare sicuramente una differenza tra i decenti acuti e quelli cronici, dove quelli che hanno la possibilità di programmare un intervento possono sicuramente farlo da altre parti. Qui bisogna però mantenere in essere il pronto soccorso che sia fatto veramente in maniera adeguata e potenziare i reparti esistenti. Perfetto. Siamo arrivati al secondo blocco pubblicitario. Io ringrazio i nostri candidati, Fausto Magia, Stefania Vargiu e Michele Fanni, e do la parola alla regia per la pubblicità. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI, cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. Novità da EMI. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta ti fa anche la tintarella. A prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato. Ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da EMI. L'acconciatura con la giusta abbronzatura. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino.
Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 a Lanusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Siamo di nuovo in diretta con lo speciale elezioni di nero su bianco. Continueremo la nostra chiacchierata col candidato a sindaco Marcello Ladu e con i nostri candidati che si sono avvicendati, quindi Maurizio Lorai, grazie. Mara Magia, grazie per essere qua, e Filippo Giacobbe, grazie anche a te. Grazie. Però ne approfitto per lanciare una proposta ai nostri radioascoltatori. Questo nostro format si concluderà il 16 con la presentazione dell'ultima lista, della quarta lista, però abbiamo in animo di preparare, di offrire al nostro pubblico un dibattito con i 4 candidati sindaco che hanno già dato la loro disponibilità, ai quali verranno rivolte delle domande e chiaramente in ossequio alla normativa sulla par condicio saranno per tutti uguali e soprattutto avranno lo stesso tempo per rispondere, però noi ne vogliamo approfittare proprio per lanciare questa proposta al nostro pubblico, e cioè se avete qualche domanda da fare ai nostri candidati potete farlo tranquillamente mandando un messaggio al nostro numero WhatsApp che è il 379 13 74 733. Noi chiaramente le rielaboreremo e le proporremo all'attenzione di chi il 25 si confronterà sui temi importanti per il futuro della nostra cittadina. Detto ciò, era doveroso rendervi partecipi di questa nostra iniziativa. Detto ciò, appunto, proseguiamo con l'analisi del vostro programma, del nostro programma, del programma di questa serata. Marcello, attività produttive. Sì, Tortolì ha un tessuto economico abbastanza variegato. Noi vorremmo rilanciare innanzitutto quella vocazione che per tradizione è stata per tanti decenni il volano dei Tortolì, quindi l'agricoltura, la vocazione del settore primario, l'agricoltura e la pesca. Dopodiché sicuramente va intensificata, come dicevamo prima, il settore turistico, destagionalizzando, cercando nei mesi di spalla di attrarre più visitatori possibili per aumentare il numero di notti disponibili per tutte le strutture ricettive ed extraricettive. Il commercio è il cuore di Tortolì e dobbiamo riqualificare in maniera importante, con un arredo urbano decente e con un verde pubblico decoroso, il Corso Umberto e la via Monsignor Virgilio, che non sono più rinviabili questi restyling di queste 2 importantissime vie dello shopping. E poi non possiamo non dimenticare il comparto industriale e artigianale. Sul comparto industriale abbiamo una realtà molto importante che è rappresentata dalla Saipem, è una realtà a cui guardiamo con attenzione e alla quale ci approcceremo con rispetto, con educazione, e vedremo col management e con tutti gli operatori rappresentati, siano essi interni ed esterni, di lavorare al meglio in sinergia per cercare di avere un'azienda più forte, più green, più compatibile col borgo di Arbatax e rispettosa dell'ambiente. In effetti adesso c'è qualche problema riferito anche magari alle polveri, in molti hanno lamentato questo problema, però quello mi sa che è un argomento che sviscereremo meglio nel dibattito del 25, perché mi hai bruciato la domanda, ma va benissimo così. Allora io passerei alla presentazione dei nostri... Volevo finire con le parti produttive. Noi abbiamo in zona industriale uno strumento molto importante che sono le zone economiche speciali, le ZES. Queste sono uno strumento fondamentale che sta partendo adesso, notizia di pochi mesi fa,
possono rilevarsi uno strumento importantissimo per attrarre nuovi investitori, perché possono avere accesso ad un credito d'imposta veramente importante e quindi ci potranno consentire di attrarre nuovi investitori del settore. I primi frutti si sono già visti con gli operatori della nautica, è notizia dell'altro giorno che sta sbarcando ad Arbatax Ferretti, e ai primi dell'anno è venuto San Lorenzo. Quindi sono due dei player mondiali del settore della nautica e non può che farci piacere l'arrivo di queste nuove realtà industriali che sono compatibili col turismo, con la nautica, con la Saipem e con tutti gli altri operatori. Anche in questo caso mi dai l'assist per ricordare ai nostri radioascoltatori che noi delle ZES abbiamo parlato nel recente passato, dando proprio in anteprima la notizia dello sbarco di San Lorenzo. Detto ciò, eccoci qua con i nostri... Piacere, buona serata. Prego Maurizio, presentati. Sono Maurizio Lorrai, ho 29 anni e sono il più giovane, come ha anticipato Marcello precedentemente, della lista. Attualmente sono dirigente alla sicurezza di un'azienda situata nella nostra zona industriale, quindi viviamo in maniera giornaliera tutte le casistiche e anche i disagi legati a una zona industriale che dovrebbe avere più visibilità, più servizi, più collegamenti e una serie di infrastrutture più atte a ospitare nuove realtà. Come avete appena introdotto la questione della ZES. La questione della ZES andrebbe pubblicizzata in maniera esponenziale perché rappresenta comunque una defiscalizzazione, una deburocratizzazione alle nuove imprese che può far sì solamente di creare un nuovo bacino di interessati a buttarsi nel mondo imprenditoriale. Scusami, una domanda, sì. Ma quali sono i problemi che le aziende affrontano quotidianamente? Tu hai fatto riferimento Sì. alle criticità. Allora, sicuramente la viabilità, il sistema idrico, che rappresenta una problematica non indifferente nella zona industriale, il sistema dei collegamenti dal punto di vista anche internet, per esempio, che in questo momento sta venendo anche sopperita dall'installazione della fibra, e questo è un grande passo avanti. Oltre a quello, cos'è il problema principale? Riguardo sempre i trasporti, la non accessibilità dal punto di vista anche logistico. Non è facile per delle aziende che hanno magari, ad esempio come Saipem per esempio, o come anche altre, avere delle vie di trasporto agevoli, anche perché siamo collegati via asfalto solo tramite due strade dei principali sbarchi dell'isola, strade sempre piene di interruzioni per lavori e via dicendo, quindi comunque complicano tanto di fatto le cose. Ti ringrazio. Mara Magia, prego. Buonasera a tutti, un saluto agli ascoltatori e a tutti i cittadini e le cittadine che ci seguono anche sulle piattaforme social, che sono già tanti, abbiamo visto dietro le quinte. Sembrerebbe che questo Siamo format seguiti. stia riscuotendo molto successo, chiaramente li ringraziamo. Sì, perché... assolutamente. Io, come hai ben anticipato, sono Mara Magia, ho 41 anni, sono un avvocato, attualmente dipendente della ASL 4 dell'Ogliastra e nello specifico collaboro presso il distretto sociosanitario di Tortolì. Come alcuni ricorderanno, non sono, come dire, alla prima competizione elettorale, perché ho partecipato già alle amministrative di Tortolì nel 2014, all'esito della quale sono diventata consigliere di opposizione. Nel frattempo non sono rimasta con le mani in mano, sono diventata mamma di Gioele Tancredi e anche moglie di Marco e ho deciso di rimettermi in gioco dopo una pausa perché credo fortemente nella squadra che abbiamo costituito e nella quale convergono diverse anime, tra le quali le migliori sono sicuramente quelle giovani, ma non giovani inesperte, ma giovani con competenze, come insomma abbiamo potuto vedere dopo la presentazione di Maurizio. Mi faccio la domanda e mi do la risposta un po' marzulliana. Cosa metto a disposizione di Tortolì? Sicuramente
le competenze giuridico-amministrative e contabili, visto che sono prima ragioniera, poi insomma laureata in legge, avvocato, eccetera. Le competenze professionali, perché diciamo che ho un panorama abbastanza diversificato per i ruoli che ho ricoperto in questi anni, pur essendo molto giovane, perché non è che ci possiamo ricordare solo dei ventenni, anche di quarantenni. Però le competenze che vorrei mettere a disposizione sono quelle che ho maturato durante davvero la mia esperienza da consigliere di opposizione, perché naturalmente un po' per le regole del gioco ho imparato tanto dai colleghi di maggioranza, all'epoca c'era sindaco Massimo Cannas, ho imparato tanto pur dialogando poco, ma ho dialogato tanto con i colleghi dell'opposizione. E posso dire di essere cresciuta tantissimo, perché avevo sia nelle file del mio gruppo, ma sia e soprattutto anche nell'altro degli esperti, insomma, delle persone che mi hanno fatto crescere, con i quali ho collaborato proprio fattivamente. Cosa ti piacerebbe cambiare di Tortolì? Se avessi la bacchetta magica, senza... No, guarda, io ti devo dire la verità, io non cambierei nulla di Tortolì. Io ci sono nata. Insomma, ci sono cresciuta, mi sono allontanata per lo studio, perché ovviamente le università non le abbiamo, quindi... ma sono tornata con un marito di Sant'Antioco, quindi avrei potuto anche scegliere, no? Di andare nel Sulcis o di rientrare in Ogliastra. Non solo sono rientrata, l'ho riportato in Ogliastra e ho fatto anche 2 bimbi, quindi io amo Tortolì così com'è. Certo che ci sono delle problematiche, questo è evidente, riteniamo con il gruppo che queste problematiche attualmente non sono state ancora risolte, ecco perché ci mettiamo in gioco, perché vogliamo cercare di risolvere le problematiche che quotidianamente affronta sia il territorio e sia la popolazione. Qual è la problematica principale secondo te? Ma guarda, io un po' per deformazione, ovviamente, avendo lavorato nel servizio sociale del comune di Tortolì, penso di dover impegnarmi con tutto il gruppo, ovviamente, a valorizzare il plus. Ne avete parlato poc'anzi, mi è dispiaciuto non esserci in quel blocco, perché io credo davvero che l'ufficio di piano sia una miniera d'oro. Penso che i ragazzi e i professionisti che ci lavorano siano delle persone molto impegnate, ma sono pochi. Quindi è giusto rafforzarlo, perché gestiamo adesso circa 15 progetti sono attivi, ma quello che noi col Plus facciamo è quello proprio di erogare dei servizi su 23 comuni. Quindi deve forma essere associata. Sì, in forma associata. Siamo una centrale di committenza per diverse gare, insomma sono dei servizi che non possiamo perdere in assoluto. Come dicevi bene tu, sicuramente il creare un organo a sé stante, un organismo a sé stante non è facilissimo, ma avendo dialogato anche con come dire, il direttore della regione, delle politiche sociali, sicuramente diciamo che non saremo noi, no, a creare un organismo indipendente, ma sarà la regione a creare un organismo. Perché altrimenti gli uffici di piano non lavorano a pieno regime e quindi purtroppo ne paga la popolazione, perché i progetti non riguardano solo alcune categorie, riguardano tutti i target di età. Partiamo dai bimbi per arrivare ai giovani adulti, per arrivare agli anziani, agli adulti. Gli anziani sappiamo bene che sono divisi in 2 categorie, abbiamo la terza età e abbiamo la quarta età, quindi la terza età va valorizzata, hanno un potenziale importante che deve... Tra l'altro una popolazione che sta invecchiando sì, in maniera esponenziale. Esatto. Con un picco di natalità e chiaramente un innalzamento dell'età media. Esattamente, quindi dobbiamo anche diversificare questo, ossia agevolare le persone che ricadono nella quarta età, che avrebbero ad esempio bisogno. Io sono anche amministratore di sostegno, ok, di una signora che insomma ha bisogno di aiuto. Cosa di più importante una delle cose più importanti da fare è sicuramente creare un elenco di amministratori di sostegno, perché tu conosci bene la burocrazia, quindi per crearlo occorre un ricorso alla volontaria giurisdizione, i tempi. Invece creare un elenco di persone disponibili per le persone, per gli anziani che non hanno una rete amicale e una rete parentale importante che possa gestire tutto il patrimonio, pur avendo un'autonomia gli anziani, perché non sono obbligatoriamente totalmente senza un'autonomia. Questa è una questione molto tecnica, esatto. Ci addentriamo in quindi voglio dire, molto tecniche. Insomma, si può fare anche solo per dare una mano e secondo me è importante questo settore. Quindi dagli anziani ai giovani, una nuova giovane leva, Filippo Giacobbe, prego. Buonasera, io sono Filippo Giacobbe, grazie per l'invito.
Prima di tutto, ho 31 anni e sono laureato in scienze dell'amministrazione. Dopo la laurea ho intrapreso il percorso per svolgere il praticantato per diventare consulente del lavoro e attualmente sono consulente del lavoro e lavoro proprio qua a Tortolì. Quindi tu tocchi con mano il panorama fra luce e ombre dell'occupazione nel nostro paese. Sì. Che idea ti sei fatto? Perché sono curiosa. Beh, sicuramente il settore dell'occupazione nel nostro paese e in Ogliastra è legato fortemente a quella che è la stagionalità, quindi le maggiori aziende e risorse sono appunto nella stagionalità, quindi nel settore turistico. C'è proprio un incremento importante dell'occupazione nei mesi estivi e proprio per questo bisognerebbe implementare il settore del turismo cercando di programmarlo su 365 giorni l'anno, insomma non solo limitarci alla stagionalità per cercare appunto di come si può dire anche dare dei posti di lavoro che possano durare più di pochi mesi, anche certamente per dare più continuità. È una forma di precariato, esattamente, certo. Quella della stagionalità. Io vi rivolgo la stessa domanda che ho rivolto ai vostri predecessori, ai candidati che sono seduti prima di voi su queste nostre poltrone bianche. Maurizio Lorrai, in quale settore daresti il tuo contributo? Allora, sicuramente non sono, come detto anticipatamente, non sono delle posizioni che abbiamo già deciso a tavolino, sono cose che reputavamo come gruppo di lavoro che si sarebbero viste a posteriori, magari le varie posizioni delle nostre figure. Se dovessi scegliere, sicuramente andrei sul settore industria e trasporti, senza dubbio. Mara Magia? Sempre rispetto alle mie competenze, insomma, di studio prevalentemente, mi piacerebbe occuparmi di bilancio personale con, se fosse possibile, un occhio sempre al plus. Filippo Giacobbe? Penso che sia nelle mie corde, insomma, dato che la mia famiglia lavora da tanti anni nel turismo, mi piacerebbe occuparmi di turismo. Gettonatissimo, il turismo è proprio gettonatissimo, insomma, è l'anima di Tortolì, abbiamo capito. Marcello, proseguiamo con la nostra chiacchierata sugli argomenti del vostro programma. Trasporti. Trasporti, vedi Giusy, questo è il punto nevralgico e di svolta di Tortolì. Il futuro di Tortolì passerà dai trasporti, da una piena attuazione delle infrastrutture. Quindi innanzitutto il porto, per fortuna adesso finalmente abbiamo aderito all'autorità portuale di sistema dei mari di Sardegna, dove c'è già in atto una dotazione finanziaria importante di circa 30 milioni di euro che dovranno essere reinvestiti all'interno del porto e noi come Comune di Tortolì eserciteremo tutte le nostre prerogative per verificare, controllare e attuare che queste risorse vengano spese e vengano spese nel modo giusto. È in fase anche di aggiornamento il piano regolatore portuale che è datato negli anni 70, fine anni 60 credo. E quindi anche lì il Comune di Tortolì avrà una sorta di potere decisionale vincolante in fase di progettazione, quindi anche lì cercheremo di influenzare al meglio per venire incontro alle esigenze di tutti gli operatori del porto. Gli altri soggetti sono Consorzio Industriale, Capitaneria di Porto? Ma no, gli altri soggetti sono chi opera nel porto. Il Consorzio Industriale aveva un ruolo all'interno del porto in maniera di manutenzione del porto perché non c'era un gestore di questo porto. Adesso che c'è il gestore è passato tutto in carico al sistema. Il Consorzio Industriale è uno degli operatori del porto perché si occupa di erogare servizi agli operatori della nautica con il travel lift. Ci sono i pescatori che lavorano in questo porto, ci sono i diportisti, c'è la Saipem e ci sono tutte quelle altre aziende di cui abbiamo parlato prima che si stanno affacciando sul comparto della nautica. Quindi dovremmo trovare una soluzione di condivisione di questo porto che sia anche riqualificato e riappetibile sui mercati internazionali, cercando anche di attrarre nuovi collegamenti con la penisola, aumentandone anche le frequenze già esistenti. Hai
sull'aeroporto, visto che siamo in casa. Ma guarda Giusy, sull'aeroporto sono molto soddisfatto perché questa settimana avremo la pubblicazione della riapertura al traffico di aviazione generale sui codici IP dell'ENAV. Quindi è una pubblicazione propedeutica. Cosa significa? Se questa settimana fanno le pubblicazioni EP da parte dell'ENAV, vuol dire che entro 30 giorni l'aeroporto di Tortolì può essere aperto. Verrà iscritto e verrà mandata una comunicazione a tutti gli aeroporti del mondo che Tortolì è di nuovo aperto. Tortolì esiste e per questa prima fase verrà aperto esclusivamente a un traffico di velivoli privati di 5.700 kg per un massimo di 20 passeggeri. Abbiamo già avuto qualche contatto con qualche aerotaxi per fare dei primi collegamenti e poi abbiamo coinvolto gli operatori che attualmente stanno dialogando con loro. Penso che sia notizia di giorni, ma credo che entro il mese avremo novità anche per quanto riguarda la sua riapertura. Questa è proprio imminente. Viabilità? Ma queste due infrastrutture che abbiamo appena citato, una volta che torneranno ad avere il lustro, perché al momento sono in decadenza, in stato di abbandono, ci aiuteranno moltissimo sulla viabilità, perché come ho detto prima il traffico è congestionato. L'apertura di un aeroporto e di un porto che funzioni a tutti i livelli ad Arbatax ci consentirà di attrarre finanziamenti importanti per quanto riguarda la viabilità, che andrà riqualificata e andranno fatte anche nuove tratte viarie per alleggerire quel carico antropico che congestiona tutto il traffico durante l'estate. È notizia di non poco conto che si sta partendo anche con la nuova progettazione della trasversale sarda, Arbatax Oristano, che ci può consentire di portare la viabilità direttamente dal porto, area industriale, alla zona di Villa Grande, quindi bypassando il centro di Tortolì. E un'altra viabilità importante sarebbe quella di collegare direttamente Arbatax con Orri, perché ricordiamo che a Arbatax abbiamo la maggior parte dei posti letto, queste persone vogliono andare tutti durante la giornata nel litorale di Orri e sarebbe molto interessante aprire una nuova via che passi dall'aeroporto e porti verso il litorale di Orri. E sulla viabilità ti devo bloccare perché è tassativa la pubblicità, al limite riprendiamo dopo. La parola alla regia. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande, questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI, cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. Novità da EMI. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta ti fa anche la tintarella. A prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato. Ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da EMI. L'acconciatura con la giusta abbronzatura. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino.
Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 a Lanusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Siamo di nuovo qua in diretta dal nostro studio. Prima ho interrotto il candidato sindaco Marcello Ladu che cappeggia la lista Nuove Rotte per Tortolì Arbatex sui trasporti. E volevi finire il ragionamento, immagino? Ma guarda, un breve cenno giusto sul TPL, trasporto pubblico locale, i cosiddetti pollicini li chiamiamo a Tortolì. È un servizio a cui tengo molto, veramente. Avevo già lavorato in passato e purtroppo non avevamo fatto in tempo a finire il percorso. Stavolta ho intenzione di metterci subito a mano se gli elettori ci dovessero dare la possibilità. Praticamente il TPL è un servizio che è stato istituito a Tortolì nel 1992. All'epoca Tortolì era molto più piccola, quartieri che attualmente sono stati realizzati non esistevano prima, quindi mi riferisco a Estanas, a Esmurdegus, sono linee completamente che non sono servite da questa tratta. Abbiamo la zona industriale che non è servita, l'aeroporto non è servito, abbiamo la tratta estiva che parte il 15 giugno e finisce il 15 settembre, non è più possibile continuare con un itinerario datato dal 1992, quindi cercheremo subito di attivare una linea nuova permanente e di implementare il tratto estivo per dare anche un servizio ai turisti più decoroso, soprattutto nei mesi di bassa stagione, così come stavamo dicendo prima, per implementare i servizi turistici. E anche la domenica, perché attualmente il servizio la domenica non è compreso. Cercherò anche di concertare con i colleghi di Girassole, Lozzorai e Bonei che il servizio venga esteso a Santa Maria, Lozzorai e Girassole. Ti blocco. Passiamo all'ambiente. Vado io? Certo. Ok, allora, per quanto riguarda l'ambiente, ormai è l'agenda, il punto fisso nell'agenda mondiale, direi. Si susseguono incessantemente tavoli di tutti i leader mondiali dove si parla di ambiente. Purtroppo c'è stato un consumo eccessivo del territorio e alcune scelte non sono più rinviabili. Noi a Tortolì abbiamo fatto molti passi avanti su questo settore. Credo che dovremo efficientare completamente tutti gli edifici e gli impianti comunali, sarebbe già un grosso passo avanti, e incentivare anche, facendo opera di sensibilizzazione, i ragazzi nelle scuole per quanto riguarda la cultura all'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. Un servizio molto importante è il servizio di gestione di igiene urbana, la cosiddetta raccolta dei rifiuti porta a porta e pulizia delle strade. Che peraltro però ci vede a testarci su posizioni importanti. Abbiamo anche lì, grazie alla comunità tortoliese, abbiamo avuto delle risposte molto importanti che ci vede su standard elevati a livello regionale, ma non basta. Il prossimo step è il riciclo. E per fare questo abbiamo bisogno di dare finalmente attuazione alla piattaforma di rifiuti in area industriale, che è stata finanziata in passato con 3 milioni di euro, e stiamo chiedendo un adeguamento di dotazione finanziaria almeno di un altro 1,5 milioni di euro per rivedere i prezzi che nel frattempo con l'inflazione e quant'altro è salito alle stelle. La piattaforma è chiusa? La piattaforma attualmente è chiusa. È un servizio che costa circa 3 milioni di euro dall'anno a tortoliesi, quindi per abbattere questo costo della tariffazione dei rifiuti, la cosiddetta Tari, che è un servizio che si paga interamente a bolletta, avremo bisogno quindi di evitare di portare i rifiuti in località lontane dalla nostra. Quindi non solo evitando quindi di mettere mezzi importanti in giro per la Sardegna inquinando ulteriormente, ma creando una filiera qui stesso di valorizzazione della carta, cartone, plastica e vetro. E quindi questo sarebbe uno step molto importante per il riciclo e per un'ulteriore responsabilizzazione dei cittadini e delle imprese, perché a Tortolì abbiamo circa 5.500 utenze domestiche e 1.200-1.300 utenze non domestiche,
che servono d'estate una fetta di popolazione di circa 30.000 abitanti, quindi è un servizio molto importante. Per quanto riguarda l'ambiente, poi non possiamo prescindere da una corretta gestione delle acque. Mi riferisco, quindi ci sarà un'interlocuzione continua e proficua col gestore unico delle acque della Sardegna, che è Abbanoa, del quale il comune di Tortolì è anche azionista, a iniziare dall'implementazione della condotta fognaria verso il litorale di Orrì, perché la nostra prospettiva di sviluppo più immediato è quella lì, attivando già la condotta esistente con l'impianto di sollevamento a ridosso della prima spiaggia. Quindi quello è il primo step. Poi cercheremo di implementare lungo tutta la fascia, perché è impensabile che questi poveri operatori che ci mettono l'anima e sacrificio devono ancora pagarsi gli autospurgo, approvvigionarsi con acqua potabile, con cisterne. Nel 2023 non è più possibile questa realtà, se dobbiamo diventare una destinazione turistica seria e affermata su tutto il territorio nazionale. Ci devo fermare perché adesso voglio dare la parola ai nostri candidati. Inizio con Pietro Muccelli, prego. Buonasera Giusy, grazie dell'invito. Mi presento intanto per i nostri radioascoltatori che non mi conoscono, ho 35 anni, vivo a Tortolì da sempre, quindi sono tortoliese doc, ho studiato a Tortolì e ho iniziato la mia attività lavorativa dapprima come dipendente nelle attività di famiglia e poi successivamente come libero professionista. Attualmente mi occupo di sport, sono un tecnico della ginnastica e lavoro sia in struttura che collaboro anche con dei centri sociali e poi da qualche tempo a questa parte mi occupo anche di intermediazione assicurativa. Diciamo che quello che è il mio percorso mi rende una persona estremamente dinamica, che è una parola che a me piace tanto, dinamismo, perché si contrappone molto con l'immobilismo. Noi abbiamo messo come spot se fossero i nostri lettori stanchi dell'immobilismo, perché viviamo in una situazione sostanzialmente plastica. Penso che di questa situazione bisogna uscirne grazie al dinamismo. Questo perché? Perché il mondo comunque cambia di continuo e quindi un'amministrazione deve essere anche capace di mettersi al passo. Io principalmente appunto mi occupo di sport. Di sport ne abbiamo scritto tanto nel nostro programma perché è una materia estremamente complessa, in quanto non si ferma soltanto alla mera didattica, ma ha dei punti di contatto con tutti i settori, se vogliamo. Potrebbe essere quasi il collante, perché lo sport innanzitutto mi piace dire che è un elemento di inclusione, che è importantissimo. Noi oggi abbiamo, secondo me, la necessità di portare l'inclusione a un livello maggiorato, ma lo sport si sposa tranquillamente anche col turismo, perché abbiamo visto che anche grazie alle manifestazioni sportive, sia di carattere nazionale che di carattere internazionale, siamo in grado di essere attrattori di turismo, se vogliamo, anche fuori dalla stagione classica, diciamo dalla stagione estiva. Va bene. Elena Sesto, un'altra giovane candidata, forse è la più giovane fra le candidate? No, Maurizio. No, dico di genere femminile. Sì, sono io. Innanzitutto buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per questa opportunità. Mi presento, sono appunto Elena Sestu, ho 32 anni e vivo ad Arbatax con il mio compagno e mio figlio Albertino di 2 anni. Nella vita sono un'imprenditrice nel settore della nautica. Per questa ragione il mio lavoro mi porta quotidianamente a scontrarmi con quelle che sono le problematiche dell'area industriale. Non parlo solo di settore nautico, ma in generale di area industriale. Le problematiche più importanti al momento sono la logistica, quindi gli spazi, sono la mancanza di infrastrutturazione dell'area industriale, non per ultimo il fatto che Arbatax non sia riconosciuta come un polo nautico di eccellenza. Secondo il mio parere abbiamo tutte le carte in regola per diventarlo. Questo è dimostrato anche dal fatto che negli ultimi 10 anni Arbatax ha avuto una crescita esponenziale, parlando di nautica appunto nello specifico settore. Basti pensare all'aumento del numero di buste paga che ci sono state in area industriale, parlando di nautica.
Per quanto riguarda gli investitori, abbiamo appreso appunto che il gruppo Ferretti e il San Lorenzo hanno investito nel nostro territorio, e quindi questo ci fa capire che noi possiamo essere un'area industriale appetibile per gli investitori. Questo in quanto gruppo abbiamo deciso che sarà una delle priorità del gruppo, favorire l'insediamento sì, di imprese, esatto, e quindi l'aumento dei posti di lavoro, che è molto importante. Va bene, ti ringrazio. Grazie. Walter Pesio. Buonasera a tutti, anche ai nostri ascoltatori. Appunto, io mi chiamo Walter Pesio, ho 44 anni, ho sempre vissuto a Tortolì, sono cresciuto nel quartiere di Monteatto, attualmente vivo a Porto Frailis assieme a mia moglie e 2 figli. Sono un perito elettrotecnico, lavoro da 23 anni con una società locale, e mi occupo attualmente, assieme al personale diretto Saipem, di gestire la manutenzione di tutto il cantiere, di tutta la yard ad Arbatax. A te cosa piacerebbe fare Allora, in questa amministrazione, qualora appunto il giudizio dell'urna fosse favorevole alla vostra lista? insomma, augurandomi che il giudizio dell'urna sia favorevole, ci sarebbero tante cose di cui piacerebbe occuparmi, perché Tortolì ha bisogno di tanti interventi. Uno dei primi potrebbe essere il decoro urbano, il verde pubblico. Se noi partiamo ad esempio da Monteatto, passando per via Corso Umberto, via Monsignor Virgilio, da alcune piazze, per finire poi ad Arbatax e Porto Frailis, che tra l'altro sono 2 quartieri che hanno una grandissima vocazione turistica, ci ritroviamo che abbiamo tantissime situazioni di degrado ambientale dal punto di vista dell'arredo urbano. Non è ammissibile che oggi quartieri, ad esempio come Porto Frailis ed Arbatax, si ritrovino ancora con delle piazze che sono veramente impresentabili, soprattutto con un paese come il nostro, come una città come la nostra, a grandissima vocazione turistica. Mi pare di capire che il tuo ambito d'elezione sia l'industria o quantomeno il settore industriale. Sì, per deformazione professionale, insomma, io sono interessata particolarmente alle attività produttive. Questo però poi si deciderà, insomma, in seguito. E comunque credo che anche tutto il resto non sia meno importante, insomma, quindi, però sì, per quello che preferisco, quello in cui mi ritengo più capace, siano le attività produttive. Pietro. Mi verrebbe da dire qualcosa attinente al mio lavoro, ecco, ma in realtà poi è anche un ruolo dove venga richiesta magari una mediazione piuttosto che armonizzazione, ecco, sarebbe adatto. Diciamo che... Scusami, fammi capire meglio questo concetto. Faresti da pontiere, da paciere, da mediatore, da conciliatore? No, io poi sono per natura una persona alla quale piace l'armonia, e poi diciamo la verità, non ne abbiamo discusso. Ma soprattutto in questo momento noi non siamo smaniosi adesso di decidere qual è il nostro ruolo principale, inteso come persona. Ma io non parlo di ruolo, parlo anche di contributo. Il contributo infatti... Il contributo va di pari passo col ruolo. Certo, assolutamente. Ma diciamo che il contributo noi lo vogliamo dare come gruppo inizialmente, prima di tutto. Vogliamo darlo come gruppo per portare realmente un cambiamento ai tortoriesi, questo è sicuro. Perfetto. Torniamo al nostro programma, questo programma che consta di 13 pagine per gli amanti della statistica. Capitolo urbanistica. Tortolì ha un PUC vigente, ha individuato le sue zone di espansione, diciamo che la strada potrebbe definirsi segnata. Come la vedi tu? Ma sì, come dici tu, l'urbanistica è un settore fondamentale e strategico per lo sviluppo del territorio, perché andremo a individuare lo sviluppo della nostra cittadina per i prossimi decenni. Come hai appena ricordato, Tortolì attualmente ha un PUC approvato, un piano urbanistico comunale con delle norme d'attuazione,
che sono coerenti col piano paesaggistico regionale, e quindi questo è un punto di forza sicuramente che abbiamo. Di contro però abbiamo riscontrato che nonostante questo PUC sia stato approvato da diversi anni, non è partita ad oggi ancora nessuna convenzione, nessun piano di lottizzazione del nuovo piano urbanistico comunale. Quindi sicuramente dovremo fare un lavoro molto importante di ascolto con i professionisti, con i progettisti e con tutti i vari rappresentanti dei settori e dei comparti che sono stati individuati in questa nuova area. Perché se ci sono decine di persone che si trovano coinvolte in questo PUC e ancora non hanno presentato nessun tipo di convenzione o progetto di lottizzazione, vuol dire che qualche problema c'è, ed è anche qualche problema grave. Quindi noi non resteremo a rilasciare esclusivamente certificati di destinazione urbanistica al Comune di Tortoli. Noi attueremo il ruolo che ci compete fino in fondo, ci assumeremo le nostre responsabilità, cercando anche le condizioni, qualora se ne ravvedesse l'opportunità, di andare in Consiglio Comunale e assumerci delle responsabilità rispettose dell'ambiente, rispettose del territorio e dei cittadini, qualora ci dovessero essere imprenditori, meglio locali, sardi, oppure anche attrattori che vengono da fuori, per realizzare veramente cose importanti qui nel Comune di Tortoli. Scusami, ti fai riferimento a iniziative di carattere turistico? Iniziative prevalentemente di carattere turistico, sicuramente, ma anche sanitario, non escludo neanche sanitario. Quindi vorreste comunque incrementare il numero di posti letto? Ma innanzitutto dovremo riqualificare il patrimonio edilizio esistente, credo, incentivando soprattutto la riqualificazione dell'extra alberghiero all'interno del centro storico, perché il centro storico deve rivivere, il centro matrice. Tasto dolente, stiamo toccando un tasto dolente perché attualmente no, lo dico perché ci abito e poi sicuramente noi abbiamo bisogno di elevare il target dei turisti, perché noi abbiamo bisogno di avere turisti che hanno una capacità di spesa importante, perché non possiamo puntare al turismo di massa come fanno in altre località. Noi abbiamo bisogno di puntare a dei clienti, a dei turisti, a dei visitatori che hanno una capacità di spesa elevate e che siano distribuiti sul più lungo periodo possibile durante l'anno. Però torniamo un attimino sul centro storico, centro matrice. Centro matrice. E come intendete riqualificarlo? Perché un conto è chiaramente dire intendiamo riqualificarlo, un conto è proporre al pubblico che ci ascolta gli strumenti per riqualificarlo. Ma sicuramente anche lì c'è un'operazione d'ascolto propedeutica che va fatta con chi lo vive il centro storico e con chi ci lavora. Sempre di meno, Purtroppo sempre di meno. Sempre di meno. È sottoabitato. Sempre di meno, ci sono molte case abbandonate e noi quindi dovremo incentivare una sorta di riqualificazione delle case in centro storico nel centro matrice. Credo che anche il collegato alla finanziaria attualmente in preparazione vada verso quella linea. Detto questo, per quanto riguarda il Comune, non è più possibile che il Corso Umberto sia stato riqualificato solo per metà, quindi dovremo dare priorità massima alla riqualificazione completa di tutta la viabilità di Corso Umberto e poi successivamente anche un restyling importante della via Monsignor Virgilio. Io torno sempre sull'aumento di posti letto, sulla possibilità che si investa in attività turistiche e quindi incubatura da destinare al turismo. Avete pensato anche a qualche progetto per Orri? Ma sicuramente la fascia di Orri deve essere tutelata dal punto di vista ambientale, perché fa parte in parte anche di un sito di interesse comunitario come l'area SIC. Noi chiaramente dovremo aspettare che ci siano delle proposte di operatori privati, perché il Comune non è che può avere la prerogativa di pianificare tutto il territorio comunale. Noi potremmo anche aspettare che arrivi, io sono a conoscenza di qualche impresa importante che viene anche dall'estero, che vorrebbero realizzare dei progetti importanti di alta qualità e con un target di turisti di fascia molto elevata, puntando anche a un'apertura su più mesi dell'anno rispetto alla classica stagione turistica. L'ultima domanda, poi diamo la parola alla pubblicità, quindi sarebbe come dire un resort, sarebbero degli alberghi? Ma noi abbiamo due possibilità per l'implementazione dei posti letto nel turistico. Uno è quello secco ricettivo, dove dobbiamo sicuramente Mi riferisco ad Orri però. A Orri sicuramente dobbiamo puntare esclusivamente sul ricettivo per quanto mi riguarda.
mentre all'interno del centro storico dovremmo puntare a un extra alberghiero che dà anche una possibilità di incrementare il reddito familiare con pochi investimenti alle famiglie, avendo la possibilità di vivere in questo magnifico posto e aumentando notevolmente il reddito familiare, con delle piccole modifiche a case magari che attualmente sono abbandonate o sono in disuso, con pochi accorgimenti potrebbero incrementare notevolmente il reddito familiare. Chiarissimo. Qui ci fermiamo perché noi ci stiamo veramente avvicinando alla chiusura di questa nostra puntata. Sono già le 10, do la parola alla pubblicità per i nostri inserzionisti. Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Novità da Amy. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta ti fa anche la tintarella a prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato, ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da Amy, l'acconciatura con la giusta abbronzatura. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 alla Nusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92. Eccoci, siamo giunti alla fase finale della nostra chiacchierata per questo speciale lezioni di Nero su Bianco. Salutiamo i nostri due candidati alla carica di consigliere, Vincenzo Niedo e Rita Cocco. In collegamento da Milano abbiamo, eccolo qua, Riccardo Falchi. Grazie e benvenuto. Buonasera a tutti. Prima di procedere alla vostra presentazione darei la parola a Marcello Ladu per l'ultimo capitolo del programma, i lavori pubblici. Su cosa puntate? Sì, allora, qui bisogna avere le idee chiare, ma anche i piedi, bisogna tenere anche i piedi a terra, perché non sappiamo nel dettaglio com'è la situazione finanziaria che ci aspetta eventualmente, che ci aspetterà all'ingresso al municipio. Sappiamo che abbiamo bisogno di opere non più rinviabili, infrastrutturali molto importanti, soprattutto sulla viabilità.
È inutile che andare adesso a proporre opere faraoniche al quale magari non potremo dare attuazione, però posso dirvi sin d'ora che attiveremo subito un ufficio per intercettare tutte le opportunità economico-finanziarie che sono state messe a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Sardegna, soprattutto per quanto riguarda i fondi del PNRR, perché non possiamo più permetterci di perdere queste opportunità. Nel passato il Comune di Tortolì è stato uno dei comuni che ha tratto meno risorse di tutti gli altri dell'isola, quindi questo posso garantire che non accadrà più. Però purtroppo mi pare di capire Ma che le posso anche dire, mi faccio finire, che abbiamo purtroppo anche perso la possibilità di attuare e spendere risorse che erano già state attribuita al nostro comune. In ultimo i 400.000 euro per la ristrutturazione della stazione marittima di Arbatax. Quindi qualora ci dovesse, io posso garantirvi che qualora ci venissero attribuiti dei finanziamenti, noi li impegneremo, li spenderemo. Per il PNRR, tra l'altro, abbiamo molta celerità. Mi pare di capire però che sia un capitolo chiuso. Perché devono essere molti di questi fondi. No, ci sono ancora degli interventi importanti da realizzare che devono essere però rendicontati entro il 2026. Quindi noi ci attiveremo, qualora ce ne fosse data la responsabilità da parte dei tortoliesi, noi il 29 maggio saremo già operativi per avviarci a trattative di questo tipo. Detto questo, però, ci concentreremo nell'immediato nella manutenzione del patrimonio viario esistente, nella manutenzione delle piazze. Non deve più succedere che una madre di famiglia debba andare nel viale Arbatax a piedi con la busta della spesa, perché mi vergogno io, fino a quando non ci scappa il morto, anche lì non siamo contenti. Abbiamo la possibilità, con questa ferrovia che collega Arbatax a Tortolì, che ormai è diventata una tratta turistica, di dare pienamente compimento al centro intermodale nel quartiere di Monteatto, dove abbiamo speso come comunità oltre 3 milioni di euro per realizzare quella importante infrastruttura, e chiedere all'Arst questa tratta ferroviaria da San Michele al porto di Arbatax per realizzare una pista ciclabile e pedonale che sia a disposizione di tutti i cittadini e i visitatori, perché è uno strumento fondamentale continuare a garantire e implementare le mobilità alternative. Ti blocco qua perché ci stiamo avvicinando alla chiusura, quindi io vorrei dare la parola a Vincenzo Nieddu. Prego. Buonasera, grazie della possibilità di ascoltare i nostri progetti e le nostre iniziative. Sono Vincenzo Nieddu, sono il vecchietto del gruppo, classe 1963. Ho svolto nella mia vita sempre la libera professione sino a 2 anni fa. Oggi lavoro presso il Consorzio di Bonifica di Tortolì nell'ufficio tecnico. Mi occupo di progettazione, direzione dei lavori, manutenzioni delle reti irrigue del Consorzio. Perché mi sono candidato? Sicuramente per dare continuità a un gruppo che è nato 3 anni e mezzo fa, nel 2019, con Marcello, Irene, Severina e dottor Lerede. Eravamo tra i banchi dell'opposizione, dove abbiamo fatto un percorso diciamo di opposizione, però allo stesso tempo anche costruttiva, perché laddove c'erano delle soluzioni o dei progetti che potevano portare beneficio, interesse e soprattutto risorse alla comunità, siamo sempre stati partecipi noi e non ci siamo mai tirati indietro, anzi abbiamo sempre sostenuto le iniziative. Quindi sicuramente il proseguo del nostro cammino sarà quello di sostenere tutte quelle iniziative che possono portare posti di lavoro, risorse e quant'altro ne benefici tutta la comunità di Tortolì. Sicuramente qualora i cittadini o i tortoliesi dovessero darci un consenso, il nostro impegno sarà ampio su tutti i fronti. Da parte mia ci metterò il massimo impegno, così come ho sempre fatto nel mio lavoro da libero professionista. Altro che dire, sono sposato, mia moglie Nives e mia figlia Aurora. Va bene. Da un volto conosciuto, un volto noto, a 2 volti che invece non sono conosciuti, almeno a livello politico-amministrativo a Tortolì. Io inizierei con il nostro giovane collegato da Milano, se la regia, eccoci qua. Prego, a te la parola per la tua presentazione.
Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, sono Riccardo Falchi, ho 33 anni e mi scuso se riesco a intervenire solo telefonicamente. Io attualmente mi trovo in viaggio per Tortolì, quindi mi vedrete presto per le strade della nostra cittadina. Io sono un ingegnere, mi sono laureato a Cagliari e ho maturato esperienze formative e lavorative all'estero e nelle principali città italiane, Milano e Roma principalmente. Dalla pandemia ho trasferito nuovamente la mia residenza principale a Tortolì, anche se per motivi di lavoro mi capita spesso di organizzare delle trasferte brevi nel territorio nazionale. Nella mia carriera professionale mi sono occupato principalmente di edilizia pubblica, di edilizia privata e attualmente mi occupo di servizi tecnologici applicati al settore energetico. Le ragioni per cui ho deciso di accettare questa sfida, di accettare questa candidatura sono molteplici. La principale, potrei sicuramente affermare, è che io provo un forte sentimento di riconoscimento nei confronti della nostra terra, della mia terra, e sento il dovere, oltre che il piacere, di mettere a disposizione della collettività le mie competenze tecniche che ho maturato dapprima in Sardegna, dato che ho studiato a Cagliari, e successivamente anche vorrei in un qualche modo rendere alla terra quello che mi ha dato. Dopo questa introduzione, diciamo, credo che sia anche doveroso condividere quelle che sono le ragioni per le quali ho deciso di intraprendere un percorso amministrativo. Penso che il periodo storico che stiamo attraversando riservi davvero importanti sfide per il futuro della nostra città. Ritengo che negli ultimi anni, purtroppo, la nostra cittadina non si sia particolarmente distinta nel contesto regionale ed europeo per una spinta propulsiva o per spiccate capacità di innovare o di rispondere più banalmente alle esigenze dei nostri tempi. Anzi, chiunque viva e conosca Tortolì è ben cosciente del fatto che l'immobilismo, possiamo dire, ha caratterizzato l'evoluzione o la non evoluzione della nostra città. Io in questo gruppo, dove ringrazio tutti, insomma, alcuni li conoscevo e altri no, ho trovato un gruppo davvero molto coeso e noi proprio come gruppo ho riconosciuto che abbiamo individuato la difficoltà appunto di Tortolì nell'evolvere, nell'essere dinamica, e abbiamo riservato nel nostro programma, come discutevate anche prima, degli importanti margini di miglioramento e delle iniziative che prevedono, diciamo, una ricetta che secondo noi potrebbe essere la soluzione per uno sviluppo della nostra città. In particolare abbiamo previsto un piano di risanamento infrastrutturale che da un lato intervenga sulla manutenzione ordinaria. Le nostre infrastrutture, senza girarci troppo intorno, diciamo che sono in uno stato di abbandono, e dall'altro, quindi, oltre a questa manutenzione ordinaria, abbiamo riservato ampi spazi anche agli interventi di manutenzione straordinaria, con la creazione di infrastrutture che rispondano alle esigenze attuali, a delle esigenze, diciamo, un po' più moderne, quindi con dei marciapiedi, delle piste ciclabili, delle aree verdi, degli spazi ricreativi, delle nuove piazze che diano l'opportunità al singolo cittadino di vivere la città e di apprezzare tutte le opportunità che la città stessa potrebbe offrire. Quindi incentrare anche un'evoluzione della nostra città verso un benessere collettivo, un benessere del cittadino, che è il primo fruitore della città. Chiaro, Riccardo, ti devo fermare un attimo perché vorrei dare la parola a Rita Cocco, poi
concludiamo con la fatidica domanda e vorrei dire che all'appello manca una sola candidata, che è Simona De Pau, che aveva degli impegni lavorativi per cui non è potuta essere stasera qui con noi per presentarsi al pubblico. Rita Cocco, prego. Buonasera a tutti, io sono Rita Cocco, ho 35 anni. Lavoro presso un'attività commerciale del centro che si occupa di abbigliamento. Questa è la professione che ho svolto sin dai primi anni successivi al mio diploma presso il liceo scientifico di Tortolì. Ho avuto la possibilità diversi anni fa di svolgere il servizio civile nazionale presso la biblioteca comunale di Tortolì. Tra l'altro ci tenevo a sottolineare con dispiacere la situazione in cui versa quest'ultima, rischiando la chiusura se appunto non verranno trovate delle soluzioni adeguate e tempestive. Ricordo di quell'esperienza una delle attività che svolgevamo, ovvero quella del servizio a domicilio agli anziani. Quell'occasione mi è stata utile per capire quanto fosse importante per loro sentirsi coinvolti e sentirsi parte integrante della comunità. Sarei contenta appunto di mettere a disposizione tutto il mio impegno per dare delle proposte utili affinché possano avere un ruolo attivo all'interno della comunità, perché sono sicurissima che sono per noi una risorsa importantissima. Tra l'altro ne sono testimone diretta perché ho il piacere di poter vivere a stretto contatto sia con i miei genitori che con i miei nipoti. So benissimo quanto loro siano il primo e vero sostegno alla famiglia. Conosco benissimo infatti anche da questo punto di vista i problemi che tutte le famiglie hanno nel cercare di conciliare impegni lavorativi da quelli scolastici e sportivi dei propri figli. Importante infatti ritengo una delle priorità del programma, che è quella di potenziare il servizio di asilo nido in quella fascia d'età che va da 0 a 3 anni e dare così magari la possibilità a quei genitori di non doversi più trovare nella situazione di dover scegliere, come ormai avviene da tempo, tra lavoro e famiglia. Io sono una delle più giovani appunto in questa esperienza, non dal punto di vista anagrafico ormai, però ecco, sarei contenta di mettere a disposizione tutto il mio impegno per cercare di risolvere un po' tutti questi problemi a cui ogni giorno facciamo fronte, ecco. Quindi tu mi hai dato indirettamente la risposta. Sì, ti ho anticipato alla domanda, quindi sì. Diciamo che possiamo proseguire con gli altri due candidati. Riccardo, quale potrebbe essere il tuo campo d'azione? Allora, come dicevo prima, io sono un tecnico, sono Scusami, un ingegnere. Riccardo, io ti sento male, potresti alzare il tono della voce? Non vorrei parlare di ruoli, ecco, citerei Sabino Cassese, insomma un famoso costituzionalista che dice che gli incarichi pubblici non si sollecitano e non si rifiutano, quindi vedremo a posteriori eventualmente, qualora la cittadinanza dovesse darci pieno mandato, valuteremo insieme sulla base delle esperienze che ognuno di noi ha e sulle competenze i ruoli. Io, come dicevo, sono un ingegnere, quindi tendenzialmente potrei metto da subito a disposizione le competenze tecniche che ho acquisito. Ho lavorato nell'edilizia pubblica, nell'edilizia privata, quindi diciamo i temi che principalmente mi toccano riguardano i lavori pubblici e l'urbanistica. Grazie ancora per essere stato con noi. L'ultima parola a Vincenzo Nieddu e poi concludiamo con l'intervento finale del vostro candidato sindaco. Allora, la risposta per me è scontata, visto e considerato che nell'82 io mi diplomo come geometra ed entro a lavorare subito nello studio tecnico dell'ingegnere Giuseppe Giacobbe, opportunità che mi ha dato di conoscere il mondo della progettazione, della direzione dei lavori, della contabilità e soprattutto dei lavori pubblici. Per circa 14-16 anni ho svolto principalmente quella attività, poi ho proseguito come libera professione da geometra. Oggi come oggi mi ritrovo in un ufficio tecnico dove con l'ingegner Paolo Nieddu e l'ingegner Marcello Giacobbe mi occupo prevalentemente
ovviamente di progettazione e manutenzione, quindi la risposta scontata potrebbe essere nel mondo dei lavori pubblici. Però, ripeto, siccome siamo un gruppo dove le scelte vengono dettate da un collettivo, io mi metto a disposizione di tutto con le mie esperienze. Poi sarà il gruppo e Marcello a decidere quale sarà il mio ruolo da occupare all'interno di questo gruppo, qualora i cittadini e i tortoliesi ci dovessero dare i consensi. Marcello, siamo giunti alla fine, a te l'onore e l'onere di concludere questa serata, questa presentazione dell'attualista. Sì, grazie Giusy, giusto 2 parole per la candidata che purtroppo non è stata potuta essere presente con noi stasera. Simona De Pà è una collega, è una docente della scuola secondaria, ha 2 lauree e si occupa anche di fare formazione in piscina alle allieve e allievi a livello non agonistico. È molto impegnata nello sport ed è una madre di famiglia. Detto questo, un altro ringraziamento mi sentivo di farlo al nostro ex capogruppo Mimo Lerede, che è il nostro 18° candidato, anche se non risulta in lista, ed è il nostro committente elettorale. Si sta operando molto, ci sta dando una mano importante e gli voglio dare atto pubblicamente che è una delle poche persone che hanno mantenuto la parola, a differenza di altri, dicendo di non volersi candidare dal primo momento e cercando di venire incontro a quel sentimento diffuso tra gli elettori per interpretare il rinnovamento delle istituzioni. Detto questo, io faccio un appello ai tortoliesi. Non vi nascondo che sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo gruppo che abbiamo creato. Ritengo che sia veramente la squadra migliore tra quelle in campo che possa andare ad assumersi la responsabilità e la gestione della nostra cittadina. Abbiamo un mix di competenze e di professionalità che dal punto di vista sociale, economico e professionale sono veramente altamente qualificate. Abbiamo cercato di rappresentare tutti i quartieri di Tortolì, tutte le professioni, tutte le attività economiche, professionisti, con un mix di innesto di alcuni candidati di esperienza comprovata ed elevata. Il nostro spot elettorale è: sei stanco dell'immobilismo, non c'è più tempo. Io credo che questo è un appello che mi sento in dovere di poter fare agli elettori. Negli ultimi anni Tortolì chi ha amministrato Tortolì ha aberrato la politica. Noi dobbiamo tornare a fare politica tra la gente, perché se anche i cittadini non si occupano di politica, la politica si occupa dei cittadini. Quindi abbiamo bisogno di raggiungere obiettivi, di avere interlocuzioni con i tavoli che contano a livello nazionale e regionale. Per fare questo abbiamo bisogno anche delle interlocuzioni all'interno dei partiti. Comunque tendo a garantire ai cittadini che noi siamo profondamente liberi e indipendenti da qualsiasi tipo di scelta che dovremo andare a fare nel futuro. E chi mi conosce lo sa benissimo. Quindi ringrazio di nuovamente la redazione, Giusy, per la generosità e la pazienza. No, io ti devo fermare perché ormai siamo arrivati al limite, ripeto, la par condicio incombe, per cui devo chiudere qua questo nostro confronto. Devo ringraziare chiaramente Marcello Ladu e tutti i candidati della sua lista. Devo ringraziare chi ci ha seguito sino a quest'ora che è tarda. Ringrazio Roberta Loi e Daniele De Murtas che sono in cabina di regia e fanno sì che queste nostre trasmissioni siano sempre molto gradevoli dal punto di vista della fruizione del pubblico, senza inghippi, senza disguidi di sorta. Chiaramente vi do appuntamento a giovedì prossimo, perché ci sarà la presentazione della terza lista. Io vi auguro buona serata e mi raccomando, non mancate giovedì, noi siamo sempre qui e vi offriremo questo servizio, perché è giusto, è opportuno che il corpo elettorale conosca i candidati e i programmi affinché possa scegliere in maniera oculata. Grazie ancora e buona serata.
Alice, allora com'è andata ieri? Beh, atmosfera giusta. Primo incontro, lui molto gentile, tutto a puntino. E poi? Poi siamo andati in quel locale carino, ma abbiamo preso un aperitivo. Oddio, aperitivo. Non aveva praticamente nulla di buono. Offri ai tuoi clienti un'esperienza davvero unica. Il negozio delle bevande, i migliori vini sardi e nazionali, i distillati più ricercati e le più esclusive bollicine per il tuo bar e la tua ristorazione. E per non deludere la tua clientela, scegli Caffè Kimbo Tazza d'Oro. Scopri cosa bere su negoziobevande.it. Il negozio delle bevande. Questo sì che è buono. Zona industriale Baccasara a Tortolì. A 14 anni il patentino, a 16 anni la moto, a 18... Mamma, papà, voglio la patente. Tesoro, ma quanti dubbi sulla patente? Quanto costa? Cosa comporta? È meglio che la prenda o è meglio che vada in giro con gli amici? Non scappare dalla realtà. La risposta giusta è solo una. Meglio la sicurezza. Autoscuola Sandalia. I nostri istruttori sono la qualità e sicurezza sulla preparazione di tuo figlio. Dal patentino per lo scooter alla moto all'automobile. Aule multimediali e prime guide su strada. Il tutto a prezzi davvero accessibili. Autoscuola Sandalia. La sicurezza in strada. A Ierzu in via Satta e nuova apertura anche a Tortolì in via Monsignor Virgilio 38. Infoline 0782 70 402. EMI cos'ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi: stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. Novità da EMI. Prova Bronzag Expert, la nuova macchina che mentre sei in posa dalla tinta ti fa anche la tintarella. A prova bio. Hai capito bene? Preparati all'estate con un colorito già dorato. Ingredienti naturali idratanti, tonificanti e 100% bio. In esclusiva da EMI. L'acconciatura con la giusta abbronzatura. EMI Beauty Hair. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Essere Lube significa esserti sempre vicino. Prima abbiamo contenuto gli aumenti, poi abbiamo bloccato i prezzi delle nostre cucine e ora siamo pronti ad abbassarli. Solo noi potevamo farlo. Entra in uno dei 600 store Lube e Creo, perché quando hai bisogno noi ci siamo, sempre. Lube Creo Store in via Repubblica 9 a Lanusei. Per servirti meglio, fissa un appuntamento chiamando al 329 884 99 92.